sta piacendo molto, ha riscosso molto successo. L'idea è nata dal contatto con Laura Nardi, che è appunto l'autrice del nostro gioco. L'idea è quella di riproporre appunto il nostro format di un gioco che va a valorizzare un territorio, e in questo caso abbiamo deciso appunto di puntare sul territorio di Mantova e provincia, con il supporto ottimale appunto dell'autrice, e nel tentativo appunto di voler andare a riscoprire valori e diciamo, idee anche di uno specifico territorio, ed è un format che proponiamo a livello nazionale. Un gioco di contrattazione dove di fatto bisogna cercare di diventare il più ricco di Mantova. Subito sin dal titolo lanciare un po' questa sfida, poi anche in quelli che sono imprevisti e probabilità sono rivisti appunto con un occhio alla tradizione e ai detti culturali e popolari. Si può trovare questo gioco sia sul nostro sito demoela.com che nelle migliori librerie e negozi di giochi di Mantova, città e territorio provinciale. Nel gioco si chiede ai giocatori di investire e visitare tutta la provincia, quindi si parte da Sabbioneta e poi si esplora la provincia, ovviamente soffermandosi per qualche casella in più a Mantova. Si incontrano poi diverse realtà sportive, realtà economiche fondamentali del nostro paese. 4 sono gli sponsor, sono sponsor storici che hanno fatto la storia del nostro territorio. I giocatori quindi acquistano i terreni e iniziano a costruire edifici e attrazioni. A movimentare le partite poi ci sono gli imprevisti e le probabilità, 2 mazzi di carte che abbiamo reinterpretato in chiave mantovana e che in questo caso sono i Tebota e una bella mandorla. Il progetto è nato grazie a Laura e i ragazzi di Demoela, che hanno contattato l'ufficio per cui lavoro, che è Copia Incolla, e mi hanno affidato le illustrazioni di questo progetto. Sono illustrazioni digitali al quale mi sono ispirata alla Camera degli Sposi, al soffitto in particolare, e realizzato in modo molto cartoon. Ho realizzato nello specifico la copertina del gioco, che poi si trova anche all'interno del tabellone, le caselle, ho curato la grafica delle caselle e delle carte, e niente, tutta la parte appunto anche correlata, oltre all'illustrazione, la parte grafica. Questo gioco tra l'altro è molto interattivo perché si chiede ai partecipanti di interagire con dei partner che abbiamo avuto, come gli Amici Ludici, questa associazione mantovana che si preoccupa di portare in giro sul territorio il gioco da tavola, e anche con la panificatrice folle Barbara Fontanel, che si occupa sui social e sul suo blog, oltre che nei suoi libri di cucina, di raccontare la gastronomia mantovana e non solo.